No, è essenziale. La polizia locale, io so che c'è un disegno di legge fermo al Parlamento per l'attribuzione della polizia locale. La polizia locale di fatto è una polizia. Non riesco a capire perché a Roma, a Milano hanno costituito la polizia locale come un oggetto significativo della sicurezza urbana e in questa città abbiamo meno di 100 poliziotti della locale che sostanzialmente sono ridotti a ausiliari del traffico. L'amministrazione sta assumendo, quindi quali scenari potrebbero aprirsi di collaborazione? Guardi, io mi sono già espresso su questo, è un segnale positivo dell'amministrazione comunale che cerca di assumere con tutte le difficoltà che possono nascere a livello di un comune che per tanti anni è stato in dissesto, quindi stiamo uscendo, credo che stiamo uscendo da una situazione abbastanza critica. Però qui stiamo parlando della sicurezza del cittadino, non è che possiamo stare appresso se il comune è virtuoso o non virtuoso, quindi un intervento da parte del governo nazionale per poter dire guardate prendete questi 300 poliziotti vigili urbani in modo da dare un supporto significativo, perché non è possibile che la polizia deve andare a controllare le gelaterie. Vanno controllate perché è a competenza generale, ma se noi carichiamo tutto questo peso amministrativo sull'organo di polizia, che solo la polizia può fare, non tanto i carabinieri che controllano l'antisofisticazione, noi controlliamo la parte amministrativa, ma anche gli extracomunitari sono un peso, non è che sono uguali a quelli del 2007, sono molti di più, invadono la città di Catania spesso con questi sbarchi che noi extrapotenzialmente dobbiamo inventarci, che c'è un altro problema, cioè lo sbarco non arriva con un largo anticipo, arriva con l'anticipo di un giorno prima, quindi vai a reperire questo personale, lo togli da altre attività e lo devi mandare lì, poi da lì lo devi mandare in via Forcini perché deve vigilare la ricollocazione che può perdere 10 giorni, 15 giorni, insomma diventa una questione abbastanza complessa in una città che ha poco personale ed è destinatario di poco personale, perché se voi vedete adesso sono arrivati nuovi agenti, no? 12 sono destinati alle volanti, 10 sono andati via dalle volanti, quindi l'incremento è 2, cioè 2 non facciamo una pattuglia.